Al club azzurri, le leonesse di mister Piovani dimostrano ancora una volta di esserci nei grandi appuntamenti e vincono 2-0 contro le friulane dirette concorrenti, un risultato che significa primato a braccetto con la Juventus, vittoriosa 4-1 con l'Empoli a quota 9 punti. A Monpiano le leonesse superano anche le attese e mettono subito in chiaro alle avversarie di volere i 3 punti. Al 7° minuto del primo tempo Girelli imbecca Giacinti con un passaggio fra le linee. L'attaccante bergamasca spara un missile terra-aria che Ferroli disinnesca con un super intervento. Al 29° l'unica azione degna di nota del Tavagnacco. Cleland impegna Cesar con una diagonale insidiosa, ma il portiere sventa il pericolo. Da lì in poi l'attaccante scozzese verrà annichilita dalla marcatura perfetta di Fusetti e da una prestazione maiuscola di tutta la retroguardia. Mendes ed Hendricks non sbagliano un intervento, Di Criscio aiuta e riparte, diventando spesso pericolosa anche in avanti. Il vantaggio arriva al 30°, lancio lungo di Hendricks in area, Veritti buca l'intervento e alle sue spalle una bergamaschi infila il pallone in rete senza pietà per la festa dei 400 accorsi al club azzurri. Il Tavagnacco non sa reagire, preso nella morsa di un centrocampo tutto cuore e fantasia in cui spiccano la corsa e lo spirito di sacrificio di Girelli ed Alescic con Giuliano perfetto metronomo. Al 41° è proprio la centrocampista a siglare il gol del 2-0. Girelli si guadagna una punizione dal limite. Dalla mattonella l'ex Verone supera la barriera con un tiro pennellato che beffa sul primo palo il portiere Ferroli. Al 44° potrebbe arrivare il 3-0 della sicurezza. Giacinti ricama per la corrente di Criscio a centro area, ma il difensore non dà forza al pallone che si deposita tra le braccia del portiere avversario. Nel secondo tempo il Brescia eclissa totalmente il Tavagnacco. Al 10° della ripresa dialogo stupendo fra Giacinti e Sabatino con quest'ultima, grande partita anche la sua in copertura e per impegno, che lascia partire una diagonale che si stampa sul palo. Sembra una maledizione, ma al 14° il Tavagnacco si scava la fossa da solo, entra taccia inutile di Brumana, già ammonita su Mendes, e cartellino rosso del severissimo arbitro Faccini di Parma, 6 ammonizioni, un'espulsione e sul finire allontanato mister Piovani dalla panchina. Arbitro che per la verità non sembra molto ben coadiuvato dai suoi assistenti con chiamate di offside rivedibili per tutto l'arco della gara. Il Brescia però si dimostra più forte anche delle circostanze, anche se a volte pecca di concretezza in area avversaria. La squadra potrebbe chiudere anche in 3 altre occasioni, con Girelli di testa al 31° su punizione di Dalescic, al 34° con Sabatino che si fa ipnotizzare da Ferroli e ancora una volta con Girelli nel recupero al 46° che non c'entra la porta con un'altra inzuccata. Al triplice fischio il boato del club azzurri fa vibrare Monpiano, una vittoria che in vista di Fiorentina fuori casa e Montpellier al Salieri per la Champions è un'iniezione di ulteriore sicurezza nei propri mezzi, una prestazione senza sbavature che lancia il guanto di sfida alle dirette concorrenti. Brescia 2, Tavagnacco 0.